Il precariato Con oltre il 63% dei voti, 10 punti percentuali in più della media nazionale, Elly Schlein ha vinto anche in Veneto le primarie per la segreteria del Partito Democratico. Stefano Bonaccini si è fermato al 36%, poco più della metà. Il voto popolare ha completamente ribaltato il risultato di un paio di settimane fa, quando nella consultazione riservata ai soli iscritti al partito, il presidente dell'Emilia-Romagna aveva superato, seppur di poco, la sfidante. A 37 anni, Elly Schlein è la più giovane segretaria del Partito Democratico e la prima donna. E ha saputo richiamare molti elettori proprio per una voglia di cambiamento, per direi una voglia di riscatto che è presente nel nostro corpo elettorale, quello di dare un futuro al Partito Democratico, di farlo essere un partito dell'opposizione a questo governo della destra, il governo più a destra che si sia mai visto nella storia della Repubblica. L'affermazione di Elly Schlein è stata ancora più netta nel comune di Venezia, 66%, vincendo in tutti i seggi sia della Laguna che dell'entroterra. Con la nuova segretaria si apre sicuramente una stagione di grande cambiamento all'interno del Partito Democratico, che sono certa saprà mettere al centro i diritti del lavoro, i diritti sociali, i diritti per l'ambiente, e da questo dovremmo ripartire e stiamo ripartendo anche a Venezia. A Venezia hanno votato quasi 6.000 persone. In tutto il Veneto sono state oltre 60.000, con migliaia di volontari al lavoro nelle centinaia di seggi sparsi per la regione, un risultato che è motivo di ulteriore soddisfazione per il Partito Democratico. Non credo che ci siano in Veneto altri partiti in grado di organizzare un'operazione di questo genere, anche perché abbiamo fatto circa 400 seggi in tutta la regione e 4.000 volontari hanno garantito che la macchina organizzativa potesse funzionare.